Pala Oreto, 11ª giornata del girone H del campionato di Serie B Futsal. Si sfidano Mistral Palermo contro Arcobaleno Ispica per questo match che vede le due squadre vicine in classifica, entrambe con motivi playoff per andarsi a prendere questa vittoria. Mistral a 16 punti, Arcobaleno che insegue a 12, una vittoria li farebbe riavvicinare alla squadra nero-oro di casa. Andiamo a leggere rapidamente le due formazioni con i padroni di casa che hanno a disposizione Orlando Antonini e Orlando Giacomo, poi Murò, La Torre, Argibei, Di Maria che è il capitano, Randazzo, La Barbera, Picciuca, Di Liberto, Mendola e Cipolla. Arcobaleno Ispica che invece risponde con Posca, Di Benedetto, Modica, Lupo, Filpi, Di Benedetto, Davide che è il capitano, poi Foglia, Melfi, Rapaglia e Gambuzza. Carica per entrambe le squadre e foto di rito, dopodiché possiamo cominciare e vediamo quali saranno i quintetti titolari delle due squadre. Mistral che inizia con Capitan Di Maria, Di Liberto in porta, Argibei, Muro e La Torre come unica punta. Adesso andiamo a vedere come risponde l'Arcobaleno Ispica e vediamo anche chi andrà a giocare il primo pallone di questa partita, forse gli ospiti in maglia rosso-blu. Vediamo. Sicuramente in campo negli ospiti c'è Posca insieme a Foglia, poi Melfi, Modica e Capitan Davide Di Benedetto. Sono questi 10 quindi che inizieranno il match delle ore 15 qui al Pala Oreto. Siamo in perfetto orario, arriva adesso il fischio, possiamo cominciare. Divertiamoci per questo match dell'11ª giornata del girone H di Serie B Futsal. Qui subito Argibei ha provato a colpire con la punta, buona chiusura della difesa ospite con Foglia. Girano ancora i padroni di casa che hanno mantenuto il possesso. Murò a puntare, deviato il suo tocco centralmente a cercare La Torre, poi Di Liberto, pallone complicato per Murò, Di Maria ovviamente, scusate, Di Benedetto in gestione per gli ospiti. Foglia, avanza il numero 10, suolata all'indietro di Gambuzza, poi Di Liberto subito a far ripartire La Torre per il colpo di testa fa parte di Posca, poi ha provato addirittura la conclusione Di Benedetto, esito imperfetto, era molto complicato colpire da lì. Di Liberto che era abbastanza attento e non troppo fuori dai pali. La Torre, è passato bene il numero 9 che calcia. Primo intervento da parte di Posca che mette in calcio d'angolo dopo il destro del numero 9 che si era liberato più che bene. Poi ancora lui. La Torre sposta stavolta sul sinistro. Occhio che Foglia stava per trovare il gol della giornata, semplicemente rinviando il pallone. Di Liberto da qualche metro fuori dai pali. Occhio che qui si è addormentato Di Maria con la suolata all'indietro per Murò. Chiede scusa il direttore di gara. Murò dice di aver toccato il pallone, quindi è rimesso laterale per l'Arcobaleno Ispica. Inizialmente l'arbitro l'aveva assegnata invece al Mistral. Lungo il pallone ancora una volta, stavolta non da parte di Foglia ma da parte di Posca.
Cobaleno sta già provando a impensierire Diliberto, facendogli capire che forse oggi sarebbe meglio rimanere fra i pali. Lo conosciamo bene, il numero 26 che spesso si concede delle libertà in mezzo al campo. Qui ancora ad attaccare il Mistral. Argibay sposta sul suo sinistro, poi dalle parti di Muro ancora Argibay, non calcia, in buca da Di Maria, ottima l'uscita da parte di Posca, poi Foglia a far correre Di Benedetto, spazio per il 7 e risponde bene da un lato Posca, dall'altro anche Diliberto. Fin qui dicono presente i due estremi difensori. Ancora quel pallone dentro, ancora Diliberto a smanacciare, si arrabbia un po' Gambuzza con i suoi compagni, nessuno è arrivato sulla deviazione di Diliberto. Qui Di Maria mette il corpo, occhio che se la vanno a riprendere gli ospiti, doveva gestirla un po' meglio qui il capitano del Mistral sul pressing di Modica, bravo a recuperare il possesso e guadagnare rimessa laterale. Gambuzza all'indietro da Di Benedetto, punta Foglia, doppio passo, è passato con la punta. Diliberto la tiene lì, conclusione centrale di Foglia che comunque si era smarcato bene, come lo fa in questo caso Argibay, che avanza con la suola e poi con la puntata sfiora l'incrocio dei pali e sfiora il vantaggio Mistral. Partita aperta in questi primi 3 minuti, occasioni da un lato e dall'altro. Di Benedetto, finta e doppia finta, non sa chi servire, allora alza il lob dalle parti di Foglia, ma Diliberto l'aspettava lì. Poi Muro, finta, fermata ancora una volta. Foglia, spazio sul destro, rimette dentro. C'è fallo da parte di Muro e si va a prendere anche un richiamo da parte del direttore di gara. È già a rischio cartellino il numero 8 che ha steso Gambuzza, che aspettava lì il pallone per chiudere il triangolo con Foglia. La punizione è per la squadra ospite in maglia rossa. C'è Foglia sul pallone, calcia Foglia. Diliberto ha fatto il passo avanti, era praticamente un tiro libero quello del 10. Chiede scusa poi a Gambuzza, che forse voleva che questa punizione fosse gestita in maniera diversa. Modica, Di Benedetto, occhio che la perde sul pressing di La Torre, poi non deve rischiare, ancora il capitano in maglia 7 che deve andare a gettare via il possesso. Devono stare attenti qui gli ospiti nella gestione del pallone in zona difensiva, perché il Mistral pressa bene. Argibay, ancora lui a sfidare Gambuzza, ancora il 10 non rientra perché non c'è spazio fra le linee per andare sul suo sinistro, allora torna da Muro, sfida ancora con Gambuzza. Il 22 non è un avversario semplice, stavolta però ha commesso fallo, colpo al viso per il giocatore in maglia 8 dei Nero Oro. Argibay, La Torre mette il corpo su Di Benedetto che la soffia e mette avanti il pallone, lo va a recuperare Diliberto senza nessuna fretta. Argibay, Di Maria su Olata, cerca lo spazio per andare alla conclusione, ci ha pensato, poi non l'ha più trovato. Ancora bene qui Gambuzza a chiudere il numero 10. Ha iniziato bene la partita però il 22 degli ospiti.
punta Muro, rientra sul destro, fortissimo, ha preso in pieno la torre, poi Modica a cercare di far ripartire subito Foglia, l'arcobaleno gestisce un attimo Modica nel cerchio centrocampo a rimettere palla giù, a tenerla e a riconquistare il possesso e cercare di imbastire un'altra azione. Foglia aspetta il movimento dei suoi compagni, Modica, Di Benedetto, sbagliato il passaggio per Gambuzza, Di Maria a riconquistare e a gestire però poi male il pallone verso la torre, che non può arrivare su questo passaggio del suo capitano. Foglia, qui fallo invece sempre su Gambuzza da parte del capitano del Mistral, che dopo questo fallo abbandona il campo e Di Benedetto può far ripartire l'azione. È entrato la Barbera al suo posto, che prende subito qui un tunnel non da poco da parte di Modica, poi qua esce alla grandissima, bene, senza paura Posca sul pallone lungo diretto verso la torre. Argibay a puntare, si gioca sulla Barbera, Gambuzza ancora a far buona guardia, la rimessa laterale è sua. Argibay, Muro, la Barbera, adesso il 21 a puntare Gambuzza, prova a passare, se l'è allungata Foglia, mette il corpo e aspetta l'uscita di Posca. Gambuzza, Di Benedetto, ottimo lo stop, c'è spazio per andare da Gambuzza che vorrebbe il pallone e aveva anticipato alla grande Di Liberto, non so se c'è stato tocco da parte del 26, probabilmente no, perché l'arbitro non assegna il calcio d'angolo per la squadra ospite. Qui ancora Gambuzza ad andarsela a riprendere. Primo pallone toccato da Lupo, Modica a servire proprio Lupo, toccato duro, che rischio da parte di La Barbera. Poi la torre, la partita è frenetica ed equilibrata, in questo momento la possiamo sbloccare entrambe le occasioni, ci sono state, c'è equilibrio però fino ad ora, 0-0. Muro con spazio su Di Benedetto, finta, doppia finta, poi rientra con la sua lata, la lascia di piede, Argibay, traversa piena. Si lamenta la squadra ospite perché forse voleva il palo esterno. C'è stata un po' di confusione su questo sinistro di Argibay, infatti probabilmente ha preso il palo esterno e si è ripartiti da Posca. Lupo è entrato al posto di Foglia e aveva già quasi creato un'occasione pericolosa su cui la Barbera ha rischiato di concedere calci di rigore. Proprio la Barbera qui a pressare Di Benedetto, a fintare a passare il numero 7, Modica a lottare. Si arrabbia Di Benedetto con Gambuzza. Intanto è entrato anche Filpi, che ha chiuso sulla Barbera. Di Maria è rientrato, pallone verticale dalle parti di Mendola, la Barbera, Muro, era lui a puntare, gira ancora la Barbera che ha spazio per andare forte dalle parti di Posca, che però la tiene lì. Dall'altro lato esce anche Di Liberto che avanza, eccolo qui, lo conosciamo, è nuovo questo tipo di giocate quando l'azione glielo permette. Stavolta però non è riuscito a gestire bene questo pallone complicato. Modica, Di Benedetto, gran pressing della Barbera, Mendola, gli rimane il pallone sotto, non riesce né a calciare né a servire la Barbera. E allora Lupo, da Di Benedetto, Modica, Lupo, si muove Di Benedetto, vorrebbe il possesso, adesso arriva, si lotta con la Barbera che va giù, ancora il capitano dell'arcobaleno Ispica, palla al piede, Lupo, il pallone per lui, occhio a Di Liberto, che la stava combinando grossa. Si è inserito bene Lupo sul pallone di Filpi,
poi Modica, Di Benedetto ancora a lottare, stavolta con Muro, è passato il numero 7, una punta però lo mette fuori. Diliberto, morbido da Mendola, il pallone è passato, no, perché Lupo non molla. Orizzontale il pallone di Benedetto un pochino pericoloso, Mendola se la cava, Di Maria a riconquistare, poi velo di Maria per Muro, si chiude il triangolo largo, ancora il numero 8 ad allargare dalla Barbera, con spazio il numero 21, si fa ancora una volta rivedere il capitano Nero Oro che però alle suo lato, il gioco di gambe, ma gli spazi sono chiusi, bene all'arcobaleno Ispica, allora lo trova Muro che va a calciare Di Benedetto, però ancora una volta non è d'accordo, ritmi elevati, giocano bene le due squadre, difficile però trovare spazi per andare a concludere. Intanto è entrato anche Giosuè Di Benedetto al posto proprio di Capitan Davide Di Benedetto per gli ospiti. Posca lungo, troppo verso Filpi, e allora fanno scorrere con estrema tranquillità la Barbera e Diliberto. Muro a puntare Modica, la Barbera si gira da Di Maria, pallone sbagliato da parte della Barbera, Di Benedetto a riconquistare, Filpi va a chiudere il triangolo, chiusura da parte di la Barbera. Batte Lupo, Diliberto, ancora Lupo, verticale il pallone, occhio che grande riconquista da parte di Mendola e poi puntata da parte di Muro che sfiora il palo alla destra di Posca e comunque sembrava sulla traiettoria del pallone. Posca lungo da parte di Diliberto che investe letteralmente Di Benedetto. Non c'è fallo però, secondo il direttore di gara lì a pochi passi, è rimasto a terra Di Benedetto, è letteralmente investito dall'uscita di Diliberto, e si spiega adesso anche con l'altro direttore di gara dall'altro lato rispetto a dove è caduto lo scontro duro. La botta l'ha presa molto forte il giocatore in maglia 3 dell'arcobaleno Ispica, speriamo niente di grave, mi sembra anche strano che l'arbitro non abbia fischiato. Un po' di preoccupazione adesso per Di Benedetto che non si rialza, un ghiaccio applicato alla sua testa adesso, speriamo niente di grave, che il ragazzo possa continuare in tranquillità il match. L'impatto è stato durissimo. Si rialza a fatica Di Benedetto, scortato. Questa è una bellissima scena anche da Diliberto che
l'ha gettato a terra nello scontro. Botta durissima per il numero 3, si chiarisce con il portiere in maglia 26 e si può ripartire. Batte Lupo, cercare il secondo palo verso Filpi, non c'è lo spazio per andare a servire il numero 6 e allora Lupo ancora a riconquistare su un muro che ha preso anche un pestone, gli ha tolto la scarpa, tutto a posto però. Rieccolo Muro ad andare a cercare bene il pallone per il neoentrato Orlando, però non è riuscito a tenerlo in campo. Allora Modica, Lupo, Posca, pressato alto, deve andare a spazzare nei pressi di Liberto. Di Maria, Muro, Orlando chiede il triangolo al suo capitano, poi Mendola stoppa bene, spara la porta, cerca lo spazio per andare a cercare Orlando sul secondo palo, non ce l'ha più, chiuso bene da Lupo. Muro lascia lì per il sinistro di Mendola in area di rigore verso Orlando, una volta chiusura ottima e puntuale da parte della difesa dell'arcobaleno Ispica. Batte capitano Di Maria, Muro mette giù, quasi ultimo uomo, sovrapposizione di Orlando che porta via un avversario sul raddoppio su Muro, poi Di Maria allunga la traiettoria, Di Benedetto è lì a chiudere in rimessa dal fondo, gioca Posca, è rientrato Foglia e gioca da Lupo, poi Modica anticipato, ancora Foglia ad aiutare, anticipa Orlando, Foglia avanza lui, è tornato Muro, grande chiusura difensiva, poi rischia sulla sua linea di fondo e passa ancora sul numero 10, ancora Muro, si mette in proprio, ne salta 2, ne salta quasi 3, poi Lupo lo deve sgambettare, lo mette giù e prende il calcio di punizione. Il numero 8 è giallo, caricato sulla testa di Lupo e va a chiedere subito scusa, ma ottima chiusura difensiva, recupero da parte di Muro, poi ne salta addirittura 3, va a caricare di un cartellino il numero 5 Di Maria. Muro ancora lui a passare sul Lupo che adesso è ammonito, non può aiutarsi con le cattive maniere, poi Di Maria spostare su Foglia, calcia, deviazione da parte di Modica che stava per mettere controtempo Posca, si va alla bandierina. Di Maria, il pallone passa dalle parti di Orlando, sinistro Di Benedetto. Di Maria gioca lì per Muro, voleva allungare la traiettoria, Foggia in laterale, Di Maria, Muro, è uno schema per lasciarlo 1 contro 1 con il Lupo, lo punta, c'è Orlando, Lupo stavolta è bravissimo però ad andare a recuperare e guadagnare anche rimessa laterale. Modica, Posca deve andare avanti un po' a casaccio, però dalle parti di Lupo ovviamente non può mai arrivare su questo pallone. Si riparte col possesso nero-oro. Di Maria, Muro, verticale la torre, c'è lui, spalla la porta su Foglia, poi Muro ancora stavolta a puntare Modica,
Di Benedetto, se la va a riprendere alla grande su Di Maria, poi la lascia lì per la Torre. Occhio ancora Di Benedetto, se la va a riprendere 2 contro 2 contro piede arcobaleno, Ispica, c'è Modica che calcia, palo esterno anche per lui, come Argibei qualche minuto fa. Un palo esterno a testa. Continua a dire che la partita è equilibratissima quando mancano 7:30 alla fine della prima frazione. Sinistro al volo di Benedetto, preso in pieno Muro, voleva forse un fallo di mani il numero 7, non c'è nulla. Allora Foglia ad allargare, ha già battuto la rimessa laterale da Modica che aspetta il movimento di Benedetto, sinistro a incrociare sull'uscita di Liberto, è riuscito però a prendere lo specchio della porta. Muro, Argibei è tornato in campo, vediamo se fa la differenza il numero 10 Di Maria. Muro, la Torre sposta, Lupo a chiudere, ma c'è un time out chiamato dal Mistral. Finito il time out si riparte con il possesso Mistral, con la conclusione subito di Muro dopo il tocco di Argibei. Si riparte con Posca, Foglia non arriva e allora forse un attimo di confusione adesso per la squadra ospite che ha ridato il possesso ai padroni di casa. Mister Cappello intanto ha chiesto ai suoi più ritmo e adesso arriva Argibei, rientra sul sinistro, appoggia da Di Maria che esagera nel tocco e nel dribbling da ultimo uomo, esce di Liberto, Foglia dentro da Di Benedetto che sbaglia il colpo di testa praticamente sulla linea a porta sguarnita. Facile si salva il Mistral e ancora Di Maria adesso che deve riscattare l'errore di qualche istante fa che stava portando al vantaggio degli ospiti. Destro alto però da parte del capitano in maglia 12 che ha rischiato tantissimo nelle dribbling da ultimo uomo su Foglia e si era involato dalle parti di Liberto, poi con un tocco morbido aveva servito Di Benedetto per il colpo di testa. Non ci ha creduto troppo però il suo capitano, l'ha messa fuori, secondo me si è anche spaventato di andare a sbattere contro il montante. Argibei a girare, Muro a puntare Di Benedetto a passare, non è d'accordo il numero 7 che però poi accetta la chiamata del direttore di gara e quindi calcio di punizione per il Mistral. Vediamo come lo gestirà la squadra padroni di casa. Due in barriera per Posca, Di Maria, Muro e la Torre sul pallone in 3 e soltanto Argibei sul secondo palo, lo vedete lì alla destra dei vostri schermi, estrema destra. Se ne vanno la Torre e Muro, va Di Maria, uno schema per liberare il sinistro di Argibei che va a sbattere l'altro numero 10 Foglia.
Argibay, Di Maria, Muro a girare dalla torre, che rientra sul destro, lo prova. Posca non tendeva lì, un lupo a far correre Gambuzza che è rientrato, è passato ancora una volta con il rimpallo, è tornato Di Maria a limitarlo bene perché se ne stava andando Gambuzza, che nei primi minuti ha creato tanto scompiglio alle parti del Mistral. Qui Foglia si era inventata una bella giocata sulla torre, poi deviazione. A mio avviso era netta da parte di La Torre, non l'hanno concessa però gli arbitri e quindi il possesso è nuovamente del Mistral. Quindi si è arrabbiato Foglia quasi a chiedere alla Torre di dire di averla toccata per ultimo. Di Maria, Muro a puntare Gambuzza, rientra sul destro, praticamente triplicato il numero 8, che fa tanta paura agli ospiti quando va a calciare, quando punta e rientra sul destro, crea sempre un'occasione pericolosa. Qui Posca ha deviato il suo destro, che comunque era lento il secondo palo, questa volta Di Maria a essere lasciato solo per trovare lo spazio per la conclusione. Prende la parte superiore ed esterna della traversa, il pallone termina fuori. Solo montanti esterni presi fino a qui quest'oggi. Qui Foglia, anticipo da Argibay, stava per ribaltare l'azione da difensiva a offensiva. Batte Foglia, lunghissimo, è uscito bene con la testa il solito Di Liberto. Di Benedetto, Foglia ad andare lungo e cercare Gambuzza che passa su Di Maria, che non molla benissimo il capitano del Mistral, poi esagera nel dribbling. Foglia se l'era andata a riprendere, poi fa fallo su Muro, chiede subito scusa nello scontro ginocchio a ginocchio che fa molto male. Di Maria, attacco Argibay, supera Lupo con una facilità immensa, poi La Torre, la rivuole Argibay, va ancora a puntare Lupo, tunnel, è passato il 10, che giocata, rientra ancora una volta, non c'è più spazio poi per servire l'avversario. Quinto fallo e punizione Mistral, e adesso l'arcobaleno Ispica deve fare attenzione perché mancano 4:25 al termine della prima frazione di gioco. E fallo quinto. Il prossimo sarà tiro libero per la squadra di casa. Qui Argibay però aveva creato i presupposti per un'azione super pericolosa con un tunnel fantastico sul Lupo. Poi ancora il numero 10, uno schema, si libera Muro, via Di Benedetto, sempre attentissimo il capitano ospite in maglia rossa. Muro riparte da Di Liberto a girare il pallone verso Di Maria, sbagliato però, poi Di Benedetto voleva il fallo per poca distanza da parte di Maria, che non è stato concesso. Ancora Muro a cercare lungo profondo La Torre, mette giù con il petto Foglia, non gli concede l'appoggio alle spalle. Il movimento a uscire di La Torre non servito, e allora Muro a puntare Gambuzza, ad aprire ancora una volta da Di Maria. Si abbassa Argibay, vediamo se ancora una volta punta il diretto avversario, stavolta Di Benedetto no, allarga da Muro, grandissimo spazio, stavolta però non riesce a prendere lo specchio della porta, da posizione abbastanza ghiotta, a mio avviso molto meglio rispetto alle precedenti in cui era molto più pressato, ha avuto un pochino più di difficoltà ad andare a calciare verso i pali di Posca. Qui da solo doveva far meglio, però qua va a recuperare su Foglia. La Torre non lascia scorrere Di Maria, va da Argibay, suolato ancora per il 12. Posca a esultare insieme a Modica per l'ottima chiusura difensiva.
Argibay, limite dell'area Muro. Ancora una volta non la riesce ad impattare bene. Infatti mister Cappello cerca di tirargli un po' sul morale, perché lo vede molto abbattuto, non sta riuscendo a calciare come vorrebbe. Lungo Posca, sempre Muro però gioca tanti palloni. La Torre deve andare sul sinistro, Foglia mette bene il corpo e chiude. Di Benedetto Posca, lungo sul pressing di La Torre, Occhio che recupera, Di Maria appoggia dalla Torre, la sblocca il Mistral su un errore in uscita da parte dell'arcobaleno Ispica, segna il numero 9 e sblocca la partita in un momento importantissimo, quando mancano 3 alla fine del primo tempo. Se lo sono quasi fatto da soli gli ospiti. Il gol che va ad aprire il match è time out chiamato proprio dalla panchina ospite, perché questo gol non ci voleva, anche per il morale e per andare al riposo con un risultato di equilibrio, un risultato favorevole. Arrabbiatissimi gli uomini in panchina, arrabbiatissimo anche Foglia. Posca l'ha combinata grossa, cercando di rinviare cercando di rinviare sul pressing di La Torre, che ha recuperato bene. Poi con l'aiuto di Di Maria lo serve il numero 9, va ad aprire le danze a 3 minuti dalla fine del primo tempo. E in tutto questo l'arcobaleno Ispica è anche a 5 falli, quindi adesso saranno 3 minuti di fuoco, perché io immagino che la squadra di casa non stia lì a guardare, ma cerchi di andarselo a guadagnare questo sesto fallo per andare a battere il tiro libero. Tutto chiarito, o almeno forse, e giocheranno con il quinto uomo in campo. Gli ospiti subito rientrano in campo col quinto uomo in campo. Esce dunque Posca, mossa coraggiosa da parte della squadra ospite. C'è il Lupo che fa il quinto di movimento, gioca Gambuzza da Foglia. Adesso l'arcobaleno vuole andarla a pareggiare prima della fine della prima frazione di gioco. Il Benedetto Foglia che chiede al suo capitano di salire, arriva adesso il pallone verso Lupo che mette dentro, Di Liberto chiude bene Occhio Argibay che si impegna. E attenzione, perché se il Mistral va a recuperare il possesso la porta è vuota. Posca è pronto lì in panchina a rientrare quando possibile. La Torre ancora a pressare, Foglia se la cava, Di Benedetto a girare da Lupo, a rimorchio da Gambuzza e arriva il pareggio dell'arcobaleno Ispica. 1-1, cercavano proprio questo gli ospiti, col quinto uomo in campo la pareggiano e allora è tutto nuovamente in equilibrio. Non è contentissimo mister Cappello per la gestione difensiva, fatto sta che ha pareggiato Gambuzza 1-1 sul buon pallone a rimorchio da parte di Lupo. E allora è tutto da rifare per il Mistral. Arcobaleno Ispica bene in questo minuto e mezzo dopo il time out, con una mossa molto coraggiosa del quinto uomo in campo. L'hanno pareggiata subito gli ospiti e hanno rimesso tutto di nuovo in equilibrio. Batte Modica, pallone però era in movimento, me ne sono accorto io da qui. Modica non se ne è reso conto. E allora sale il Mistral con il destro di Muro che prende in pieno Di Benedetto che si è anche fatto male. Rimane a terra il numero 7. Prende anche un po' in giro Muro. Si conoscono i due che precedentemente si abbracciavano.
Ha dato un calcetto adesso il numero 8 in maniera scherzosa, ma il 7 ha preso una bella botta sul suo destro. Infatti adesso esce, il colpo c'è stato. Entra Lupo al suo posto, batte Di Maria, Muro è ancora una volta tutto solo, libero di stoppare e calciare. Gambuzza ancora a rimediare prima che il pallone arrivi dalle parti di Posca. Grande partita fin qui del numero 22 a prescindere dal gol. Muro rientra, si affida ad Argibay, tacco ancora a servire Muro, tutto solo, secondo palo, non stava passando alle parti di La Torre che si dispera. Ha chiuso bene in fase difensiva, in questo caso Foglia. Argibay ancora da Muro, ancora a cercare il secondo palo alle parti di La Torre. Cobaleno Ispica attento, poi Di Maria, esce Lupo in pressing, spalla alla porta il 12, si appoggia da Muro, pressing di Modica, deve rischiare il numero 8, l'ultimo uomo, blocco da parte di Maria, da un po' di spazio a Muro, pallone verso La Torre, Lupo a lottare, poi Modica ad andare lungo, Di Liberto, 1 minuto alla fine del primo tempo. Argibay si isola, vuole andare a puntare Gambuzza, ma non c'è più lo spazio, allora si torna a Muro, si fa rivedere Argibay, sovrapposizione, lascia lì Muro, male però, e occhio a Modica che può far ripartire Foglia, la mette giù bene, gioca da Gambuzza che si impegna, Di Liberto se ne trova scivolata, lascia scorrere in rimessa laterale perché il possesso è suo. Muro, Di Maria a puntare Modica, va sul fondo il numero 12, poi non se la sente andare dentro con il sinistro, ci ritorna adesso Muro al limite dell'area tutto solo, pallone lungo per lui, si impegna comunque, lotta e lo tiene, occhio che c'è tanto spazio per andare col sinistro, Muro 2 volte, ma poi però a cercare necessariamente il destro e l'esito è negativo. Foglia lungo il pallone verso Lupo destro al volo Di Liberto, attento, l'aspetta lì e fa subito giocare Argibay, finta del 10 secondi alla fine, Muro va sul fondo bene, è uscito Posca che gioca subito la Foglia, occhio contro piede Arcobaleno Ispica, 2 contro 1, Foglia punta, prende in pieno Di Maria e termina qui il primo tempo. Lupo dice che comunque va bene, anche se sarebbe stato più giusto forse il pallone dalle parti proprio del numero 5, da parte del 10. Termina qui il primo tempo 1-1 fra Mistral e Arcobaleno Ispica. Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 14 del campionato di Serie C1 Girone A, che vede scendere in campo padroni di casa del Palermo Futsal Club e la Vigor San Cataldo. E poi arriva anche il fischio e inizia la partita, inizia Palermo Futsal Club e Vigor San Cataldo con il duetto subito di Corsini e Nicchia, attacca la porta, Nicchia mette dentro per la Fiora, lo fa subito, Capitan la Fiora, ma è perfetta l'uscita dalla pressione da parte di Nicchia e di Corsino ed è subito 1-0. Alessi, bello qui il suo anticipo, Carruba mette dentro e poi San Martino ancora arriva a calciare e il pareggio è immediato con Toscano che prima sbaglia ma poi non perdona ed è 1-1 subito. Toscano calcia ancora da fuori e San Martino, ma questa è una partita veramente incredibile, sono passati nemmeno 1 minuto e già abbiamo visto 2 gol e anche una gran parata di San Martino. Niccoli va sul mancino, secondo palo, Nicchia non chiude e poi il 2-1 firmato da Carruba. Va di chiara, è uno schema, va alla Fiura, Corsino la controlla e Polizzi
Perde il pallone Toscano, secondo palo per Niccoli che spara in alto, in altissimo. Finta e controfinta, apre il campo da Corsino che prende il palo. Contropiede ancora Niccoli, va sempre sul mancino San Martino. Dopo la prima deviazione di Corsino se la ritrova, leva una gran parata adesso. Schema per la Fiora, Polizzi, un po' in controtempo ma la prende, poi si allunga Toscano, lunghe con i denti, Toscano sul destro, Toscano, e la palla termina fuori veramente di pochissimo. Tocco su Gennaro di prima, va giù, si continua, c'è nulla, Nicchia! Forse una piccola deviazione, ma Nicchia va bene così perché il gol è tutto suo, 2-2. Tocco sulla Fiora! E poi va veramente vicinissimo a questo gol con la punta. Ci fidiamo dell'arbitro. Chinnici è velocissimo. Chinnici ancora! E prende il palo. Toscano che adesso è molto rapido. Palla perfetta ancora per il contropiede. Si ferma. Si scontra con San Martino. Nicchia. E poi San Martino è perfetto. Anticipo e attacca la porta. È velocissimo ancora. Cerca il tiro. San Martino si accartoccia su se stesso e salva i suoi. Adesso riparte la Vigor, ancora ennesimo contropiede, sterzata perfetta, San Martino sul primo palo, palla che rimane lì e poi Corsino va col fisico. Aiutalo Gabri, aiutalo Gabri. 1-2 perfetto, mette su Gianni per la fila, anticipo! L'anticipo di Vito La Fiora, intramontabile, 3-2 ancora il capitano. Contrasto ma non riesce a passare Alessi, San Martino e poi non arriva con la testa all'appuntamento. Poi Gennaro fa sportellate su Jean, col mancino, bacia il palo e la palla poi si appoggia delicatamente in rete dei 4-2. Sentiamo alla tribuna intanto su Gianni, intercetta il pallone ancora per Gennaro, la partita di Gennaro e 5-2 con l'assist meraviglioso di Sugioni che rimane pure a terra. Gennaro infatti va subito all'accompagno, la riceve lui, potrebbe anche calciare verso la porta, San Martino va giù, poi Sugione finta, cerca la porta, Sugione e non la prende nemmeno lui, come Corsino. Di là. Ma Chinnici in anticipo, Chinnici cerca la porta, Chinnici! La precisione chirurgica del numero 10 che poi esulta con il pubblico, chiede calma e poi va dalla moglie. Palla dentro, Corsino intercetta, poi il contrasto ancora! E il gol di Toscano che salta San Martino e spedisce il pallone in porta, 6-3. Corsino. La Fiora cerca la porta! Capitano Vito La Fiora, buca Polizzi e fa 7-3. L'intuizione, mister Gentile, è ancora giusta. Alessi poi Macaluso che non trova la porta e con questa azione finisce anche la partita. Vince il Palermo Futsal Club contro una buona Vigore San Cataldo con il risultato di 7-3.
Sono rientrate in campo le due squadre e possiamo cominciare con questa seconda frazione di gioco. La prima è terminata 1-1 fra Mistral e Arcobaleno Ispica. Il primo pallone di questa seconda frazione di gioco lo giocherà il Mistral con La Torre, l'uomo che l'aveva sbloccata, e si comincia. Parte la seconda frazione di questo ultimo atto del girone d'andata del gruppo H di Serie B Futsal. La Torre prova a passare e calcia. In qualche modo si è salvato più ancora una volta l'Arcobaleno, poi Di Liberto deve spazzare più lontano che può. Di Benedetto, Posca. Avanti il pallone verso Filpi, complicato da stoppare questo pallone però, e quindi regalato ancora una volta ai Neroro che annunziano con Muro ad allargare la torre. Lo stop è buono, c'è lo spazio per calciare, no, preferisce appoggiarsi a Di Maria che vuole la deviazione, la ottiene, calcio d'angolo. Batte Muro dentro, Posca lo aspettava lì sul primo palo. Muro ancora a cercare Di Maria, lob alzato verso la torre che deve mettere giù e poi si impegnava sul fondo. Di Benedetto non lo contiene, ancora la torre, fallo da parte del giocatore in maglia 7. La Barbera Di Maria sul pallone, 2 in barriera per Posca. Si muove la Barbera, va Di Maria, vediamo se lo cercano, è uno schema sempre per liberare Muro. Alla conclusione lo fanno spesso i padroni di casa, cercano spesso di liberare Muro o Arcibei alla conclusione sul secondo palo, facendoli muovere prima ad entrare e poi ad uscire dall'area di rigore. Ovviamente è sempre effettuato bene, ma non stanno trovando fino a questo momento né Muro né Arcibei lo spazio per andare a calciare. Qui lo trova Di Benedetto e Di Liberto risponde bene. Occhio al Mistral che si è spaventato e può ripartire ancora con Muro, allargata la Barbera, finta 2 volte, era stato bravissimo con la sua lata e poi andare col sinistro è stato ancora meglio, ancora più bravo Posca. Muro, Di Maria, occasione da un lato, occasione anche dall'altro per andare in vantaggio. Di Maria, rimpallo sul lupo che voleva rimessare, non la ottiene, il possesso è sempre Mistral. Muro, La Torre rientra al sinistro, Modica lo aspettava lì. La Barbera, La Torre, Di Maria, Muro a puntare Filpi, a rientrare, a cercare lo spazio, adesso va sul sinistro invece, non se l'aspettava Filpi, Posca invece era lì attento e allora si riparte dal lupo. Filpi svirgola completamente il passaggio e allora prende metri e prende anche morale il Mistral. Si scuotono un po' in Neroro. Muro, spalla alla porta, cerca l'appoggio su Di Benedetto, va dentro, ha anticipato bene Di Maria, non c'era abbastanza spazio per andare a fare male. Modica, cercare il lancio lungo, Di Maria a recuperare Muro, mette dentro La Torre, fa la sponda per Dal Barbera che ha provato la puntata, forse era anche meglio andare di piattone in questo caso. La punta è stata completamente sbagliata, svirgolata dal giocatore in maglia 21 che poi va ancora una volta a recuperare. Scambio con Di Maria. Muro, ancora il numero 8, la vorrebbe la Barbera. Muro rientrato ancora, prende
prende in pieno petto Foglia, voleva il fallo di Manuel Mistral, ma Di Benedetto riparte, accelera, taglia fuori, perfetto da parte di Di Maria nel duello fra capitani. Murola Barbera, La Torre, sovrapposizione del suo capitano non lo serve, allora si ritorna dalla Barbera. Di Maria, bene, il raddoppio di Lupo e di Benedetto. Gambuzza se la fa riprendere, poi Foglia, Lupo, gli rimane un po' sotto il pallone, Suolata, il pallone è regalato. Lupo vuole il cambio, intanto va a recuperare, va anche a ripartire, avanza il numero 5, dentro il pallone, bello per Gambuzza, destro deviato. Lupo ha chiesto la sostituzione, ma stava andando a punire dalle parti di Liberto. Benedetto si appoggia da Foglia, bello schema, sempre a liberare Gambuzza, occhio che Di Liberto vuole fare ripartire subito La Torre, è uscito Posca, La Torre mette il corpo, porta vuota, bene Di Liberto a far ripartire subito il contropiede, e il numero 9 fa doppietta, 2-1 Mistral. Ancora a mio avviso imperfetto Posca, come lo era stato nella gestione della palla nel gol dell'1-0, ancora imperfetto qui secondo me nell'uscita sulla Torre, che è bravo però a mettere il corpo, a mettere il fisico, a proteggere sul portiere in uscita. E adesso Arcobaleno Ispica si trova nuovamente ad inseguire con Modica, che adesso fa il quinto uomo in campo. La tattica degli ospiti è sempre quella, con il quinto uomo di movimento come in occasione del gol dell'1-0 del Mistral, poi subito pareggiato grazie al gol di Gambuzza. Qui Foglia stavolta però che perde il possesso, Modica solo vuole andare a riprendere, La Torre a ripartire, la porta è vuota, nessuno calcia, Mistral in gestione, pressing altissima parte dei rossi. La Barbera mette il corpo sul Lupo, La Barbera con il portiere assente, punisce e fa 3-1 con Modica fra i pali e non Posca il Mistral, nonostante il quinto uomo dell'Arcobaleno Ispica in campo sfrutta benissimo la porta non difesa bene da parte degli ospiti, e 3-1 si mette in discesa la partita per i Neroro, ed era proprio quello che speravano non accadesse gli ospiti, ovvero perdere il possesso e scoprirsi senza un vero e proprio portiere fra i pali. E adesso ci sono 2 gol da recuperare. Foglia in questo momento messi bene quelli del Mistral in fase difensiva. Foglia gira Di Benedetto, Arcobaleno Ispica non trova molti spazi. Di Benedetto ancora Foglia, è lui che l'ha preso il possesso in occasione del gol del 3-1. Modica a sbagliare il tocco da Gambuzza, La Torre a gestire, ancora il pressing alto degli ospiti, Muro spalla la porta, adesso la porta è ancora una volta vuota, è rientrato Posca tra i pali adesso ed è uscito Modica. E il Mistral però bravissimo anche in questa situazione, con l'uomo in meno in campo, in gestione totale col Mamuro, ha fatto tutto bene, poi per qualche metro è riuscito a tenere il pallone in campo, avete visto tutta la sua frustrazione. Foglia chiama uno schema ai suoi. Di Benedetto, Lupo, adesso da Foglia, Suolata, ritorna da Di Benedetto, ultimo uomo, alle sue spalle porta vuota, Di Maria a pressare Modica, Lupo, ancora Foglia, si muovono poco gli uomini in rosso, Di Maria ancora a pressare bene, su Gambuzza, la laterale è ospite, mi sembrava del Mistral, Di Benedetto a girare da Foglia,
spazio per servire Modica. Allora si torna di Benedetto Gambusa. Adesso sì che lo cerca lo spazio per andare da Lupo. Di Liberto calcia perché la porta è vuota. Il pressing di Lupo non è riuscito però a trovare lo specchio della porta sguarnita. Foglia verticale di Benedetto, però la giocata di Maria chiude alla grande. Di Maria, la Barbera trova nel triangolo 2, Lupo lo stende, non deve rischiare perché è già ammonito. La Torre, lascia scorrere, si prende la rimessa laterale di Maria. Argibei sbaglia il dribbling, Lupo a riconquistare Di Liberto ad aiutare i suoi e a far scorrere il pallone sul fondo. Puro Argibei, Di Maria, occhio non si deve addormentare, esterno Argibei, pressing di Lupo, poi torna Liberto, occhio che Muro ha tanto spazio, servito in profondità, mette dentro, pallone è uscito, si arrabbia il numero 8. Lupo, Arcobaleno ispica di nuovo con il quinto uomo in campo per cercare di riaprirla. Di Benedetto, Foglia, torna da Lupo, occhio che la Torre era andato a recuperare, adesso per salto il Mistral e la Torre, se non erro, si va a prendere anche la rimessa laterale. Un po' di confusione con il direttore di gara che si arrabbia con Posca. Parlano i due per arrivare a una decisione sulla paternità e la rimessa laterale. A mio avviso era netta per il Mistral. Vediamo se effettivamente il possesso sarà della squadra nero-oro. Sì, va a battere Argibei. Si stacca Muro, cerca il secondo palo di Maria, invece Foglia alla deviazione. Argibei all'indietro da Muro, spazio per Di Maria che va sul sinistro, Posca scende bene e chiude. Di Maria, spazio per Bendola per punire e ancora una volta Posca lasciato tutto solo il 27 in maniera inspiegabile, stava per timbrare il 4-1. Batte Argibei, Muro la mette giù, anche se con un po' di difficoltà la palla non era semplicissima. Argibei ancora da Muro esterno, possibile il pallone da gestire per Mendola. Gambuzza, movimento profondo da parte di Benedetto che non può mai arrivare. Argibei, Di Maria di prima subito a far correre Muro nell'1 contro 1 con Gambuzza, taglia fuori di Mendola e fa fallo.
Gambuzza a cercare Modica. Di Benedetto, adesso arriva il pallone. Foglia sfida Mendola, va a lungo profondo a cercare Di Benedetto, ha trovato lo spazio, ha cercato anche la rovesciata, poi però il pallone non è arrivato perfetto sul suo sinistro, poi gran tunnel su Di Maria. Foglia sposta e rimessa laterale per la squadra ospite. Che giocata di Benedetto. Poi Mendola, secondo fallo di fila, prende il cartellino il numero 27. Gambuzza è riuscito a trovare lo spazio, è ammonito. Mendola, la punizione dell'arcobaleno Ispica, parlano i rossoblù sul pallone. C'è Foglia, solo Mendola in barriera per Diliberto che fa il passo avanti. Va Foglia morbido sopra la barriera, occhio a Diliberto che vuole ripartire subito, contropiede per il Mistral, superiorità numerica, avanza il 26, Foglia non lo molla, Diliberto mette dentro, occhio che Posca recupera, la porta è vuota. Foglia ad andare da Gambuzza, è tornato Diliberto, porta vuota, destro Argibei col pallone che sarebbe terminato in porta. Poi inspiegabile la scelta di Diliberto, che si è fatto prendere probabilmente dall'ansia e dal nervosismo, perché era completamente solo. Infatti si prende il richiamo abbastanza forte da parte di Mister Cappello, e non è stato molto d'accordo e molto felice su questo possesso regalato dal suo portiere. Occhio perché Di Maria qui recupera, è tornato Di Benedetto alla grande senza fallo, poi gioca da Lupo e Muro fa una chiusura superlativa, la chiusura del numero 8, la superiorità numerica dell'arcobaleno Ispica 3 contro 2, sarebbero andati in porta. Lupo, Di Benedetto a cercare Gambuzza, Di Maria, bella chiusura. Lupo, Di Benedetto a puntare Muro che lo sfida, gli dice di andare sul fondo, va il 7, mette dentro la torre a fare anche il difensore, poi Argibei a mettere il corpo, a passare su Di Benedetto, ancora sul lato del 10 che poi si ferma alla grande la gestione del fantasista in maglia nero-oro. Poi la torre trova lo spazio, serve Argibei sul suo sinistro, rientra Di Benedetto, lo aspetta lì, poi si va ancora da Di Maria che perde il possesso del pallone e fa fallo su Lupo e prende il cartellino giallo anche per le proteste di qualche istante fa probabilmente. È rientrato in campo Giosuè Di Benedetto dopo il colpo brutto del primo tempo, si è ripreso, occhio perché qui Lupo aveva regalato il pallone e attenzione perché Argibei è rimasto a terra, ha preso un colpo alla testa, si è fatto molto male. È ammonito anche il mister dell'arcobaleno Ispica per proteste, perché se non erro la panchina degli ospiti aveva richiamato il direttore di gara per dire che quel pezzo di parquet era bagnato, infatti è proprio lì che Argibei è scivolato e si è fatto male. Adesso si è ripreso, almeno sembra così, il numero 10.
confuso adesso in campo lo stesso riconsegnato al Mistral. Di Maria, Argibay si è ripreso a puntare Modica, a rientrare sul suo piede preferito, mettere alto però. Modica, ritorno da Posca, ovviamente non può perché gliel'aveva passata proprio il portiere in maglia 1. E allora punizione dal limite per il Mistral. Altra sciocchezza della difesa dell'Arcobaleno Ispica, che ha subito 3 gol su errori di possesso. Effettivamente praticamente una gestita molto male. Nel secondo gol non c'era effettivamente possesso per gli ospiti, la fase difensiva non è stata proprio granché, soprattutto sull'uscita di Posca. Qui intanto punizione Muro sul tocco di Argibay, spara alto. Oggi il numero 8 non si capacita delle sue conclusioni, è arrabbiatissimo con se stesso. Modica Lupo, Di Benedetto provato a girare, chiusura da parte della Barbera. Di Benedetto, Lupo la porta fuori fino del campo. Argibay, Muro rientra, Lupo lo aspettava lì, bella finta di corpo, ancora il numero 5 si lotta con Argibay che vince anche il rimpallo, poi prova il tunnel laterale e Mistral. La Barbera, Argibay, La Torre, lo pressa Melfi, la Barbera, ancora Melfi in pressing, mette il corpo, se la va a riprendere solo per un attimo il numero 11, ancora la Barbera a lottare, fallo, lo voleva, lo ha ottenuto. Punizione nuovamente da quella zona per il Mistral. Argibay calcia lui, stavolta barriera piena, si era nuovamente staccato Muro per cercare di andare alla conclusione dal limite, proprio per quest'ultimo il pallone, cerca di scartare Lupo, riparte da Argibay, tacco, gran giocata ancora una volta di Muro e poi non si intende con La Torre. Di Benedetto la stava combinando grossa con una giocata eccessiva, poi lo scarta Muro, ancora Lotto, la Barbera, applaude mister Cappello, Argibay, la Barbera, ancora Muro, fallo di Melfi sul numero 8. Occhio alla Torre che è tutto solo destro, spara alto. Va a battere Posca, a lungo al Barbera attento, poi Lupo, Argibay se la va a riprendere, Muro. Ora Argibay. La Barbera, Muro, verticale il pallone, La Torre, ancora Muro, l'ha presa sempre Melfi, pallone verticale, La Torre, stavolta mangiato, ancora una volta sinistro, sbagliato ma ancora una volta da parte dell'Arcobaleno Ispica con Gambuzza, riparte la Barbera, La Torre,
con estrema tranquillità adesso, senza fretta il Mistral. Ancora la torre, arriva all'altro lato Argibay, vediamo se lo serve, invece no, si mette in proprio il numero 9 che poi vede il cambio, non è più. Gambuzza, Lupo, pallone, cercare Foglia, però non è riuscito a controllarla bene. Argibay davanti verso Mendola che fa il pivot, mette il corpo sul pressing di Benedetto, non la perde, si appoggia bene la Barbera e poi scivola sul pallone, riesce comunque a cavare in qualche modo sul pressing di Foglia. E si prende gli applausi di tutto il Palaureto perché il direttore di gara ha assegnato rimessa proprio a lui. Con un grande gesto di sportività il 10 ha detto di averla toccata per ultimo. Muro, avanza lui, Lupo ha capito tutto, occhio a Foglia che è tutto solo, ha sbagliato completamente però il tocco, il numero 5. Mendola lascia lì, Argibay finta con la suolata, si gira per cercare lo spazio, Lupo in scivolata cerca di andarla a chiudere sul calcio d'angolo, poi alza bene il pallone dalle parti di Muro, Foglia non lo tiene, Muro allarga dalla Barbera 2 volte suolata e poi la mette fuori sull'uscita di Osca. Foglia, Gambuzza, quinto uomo di movimento per l'Arcobaleno Ispica, 6 dalla fine. Lupo, la girata di Benedetto, ancora Lupo, Foglia di Benedetto, ancora lui, andare da Foglia che gira da Gambuzza, poi Modica, ancora Foglia, cerca lo spazio per la conclusione, non lo trova e allora ancora da Lupo, circumnavigano l'area del Mistral gli ospiti senza trovare spazio poi dentro il pallone. Muro si addormenta di Benedetto, quasi la soffia, ha fatto fallo però e poi time out, anzi no, è fallo, è giallo per capitano di Benedetto. Quinto fallo, ancora una volta la situazione è nuovamente quella del primo tempo per l'Arcobaleno Ispica. Un fallo e si va al tiro libero. Lungo il lancio della Barbera, Mendola passa Di Maria, Foglia bene a recuperare, poi Di Benedetto benissimo nello stretto con la suolata, rientra in campo Modica che trova lo spazio, Lupo non lo serve però, ancora Lupo, Foglia, ancora Lupo, ci sono spazi però fra le maglie nere. Gambuzza, pressa Mendola, spazio per Modica, dentro c'è Lupo, chiude bene lo spazio la Barbera, poi dentro il pallone bello di Gambuzza, Lupo da Modica, esterno della rete, occhio che la porta è vuota, di Liberto pensare alla conclusione, invece va lungo con le mani, vediamo se cerca il tocco di Maria, Foglia però lo taglia fuori, non c'è fallo, aveva segnato di Liberto con le mani e il pallone è di nuovo alle parti dell'area di rigore del Mistral. Di Benedetto però non gioca bene questo pallone.
Amendola mette il corpo, Foglia se la va a riprendere, Gambuzza, pallone uscito. Arrabbiatissimo Foglia, probabilmente ha preso un colpo al volto. Tanto nervosismo adesso in casa ospite con un Foglia che lamenta un colpo. Probabilmente voleva qualcosa di più, solo sangue alla bocca del numero 10, ma si può giocare 4 alla fine con estrema tranquillità il Mistral, con il doppio vantaggio. Di Maria prova a spostare, facile nelle mani di Posca. Lupo, Di Benedetto, Gambuzza, allargare bene dalle parti di Melfi. Occhio che c'è Modica dentro, Melfi del primo fallo. Si riparte dal fondo per Di Liberto, prende giallo però Melfi per aver ritardato la rimessa in campo di Di Liberto, che ovviamente voleva velocizzare. Muro accelera su Melfi, gioca bene dalla Barbera, c'è spazio ancora per attaccare per il Mistral, adesso in gestione, mister Cappella adesso è contento. Di Maria, La Torre, si ritorna da Muro, reazione di Melfi, rimessa laterale. Di Maria, occhio, rischia un po' sul pressing di Lupo. Laterale ospite con Foglia che si è ripreso e torna in campo. Gambuzza e conta nel 10. Di Benedetto, Lupo per la giocata sulla Barbera, mette dentro, occhio di Liberto, la porta è vuota, la guarda, calcia alto. Pallone verso Lupo, si appoggia ancora dal suo capitano, dentro il pallone, bello per Gambuzza, arriva ancora Di Benedetto, la condiscono benissimo gli ospiti, fa gol Di Benedetto, 3-2, occhio che c'è ancora una partita, non è chiusa per il Mistral, 2,57 alla fine. Gestione perfetta da parte del numero 7 e di Gambuzza, che oltre al gol segna nel suo tabellino anche un assist. Sto chiedendo a Muro che riparte, poi a recuperare 2 contro 1 contro Di Maria, appoggia da Lupo sul lato destro e palo pieno, si salva il Mistral, la toccata di Liberto e calcio d'angolo, rischio enorme per i nero oro e a occhio che ancora una volta adesso c'è da soffrire. Di nuovo il quinto uomo, la squadra rossoblu. Modica, Gambuzza dentro il pallone, stavolta Di Benedetto non è riuscito a controllarlo bene. Muro si addormenta, non l'ha tenuta in campo. Lupo, Di Benedetto,
Modica. Si muove Foglia avanti. Lupo non lo va a cercare. Occhio a Di Benedetto che rischia sul pressing di La Torre con la porta vuota. Non può arrivare ovviamente il numero 9. Time out in un momento complicatissimo chiamato dall'arcobaleno Ispica. Al termine per gli ospiti per pareggiare questa partita. Si riparte con Posca che sbaglia completamente la giocata e Di Maria non la controlla, per sua fortuna alle sue spalle c'è la Barbera. Possesso regalato da parte del portiere dei rossoblù ai padroni di casa che gestiscono. La Barbera, La Torre, bella sponda per Di Maria, c'è spazio, la palla è rimasta sotto. Lupo, ottima chiusura difensiva e va anche a guadagnare rimessa laterale. Scorre il tempo, scorrono i minuti, di nuovo l'arcobaleno Ispica ad attaccare con il quinto uomo in campo per cercare di pareggiarla all'ultimo e fare lo scherzetto al Mistral. Di Benedetto, Gambuzza, Modica, ancora a cercare Foglia che mette dentro, ancora Foglia, l'ho balzato a porta vuota, si impegna Di Liberto e se la cava in qualche modo, poi con la porta vuota gioca da muro, passa, accelera il numero 8, porta vuota, dentro il pallone, o almeno era questo il mio pensiero per La Torre, invece Muro ha cercato direttamente la porta, nonostante mio avviso La Torre fosse messo meglio. Chiusura comunque da parte della difesa dell'arcobaleno Ispica. Posca era ancora fuori e Modica era andato a occupare la porta come in occasione del gol del 3-1 di La Barbera, dove non è stato proprio perfetto. Qui Di Maria con spazio per chiuderla, non riesce però a mettere il punto esclamativo sul match numero 12. Posca avanti, Lupo mette il corpo, spinge Di Liberto col fallo. 1 minuto e 13 di speranza per l'arcobaleno Ispica, 1 minuto e 13 di sofferenza per il Mistral. Deve cercare di difendere bene e portarsi a casa i 3 punti. Foglia da Lupo, Di Benedetto, ancora Foglia a girare da Gambuzza, ancora dentro Foglia, Di Maria chiude bene. Di Benedetto, Foglia a girare bene da Gambuzza, Modica vuole mettere dentro. La Barbera, chiusura fondamentale, 50 secondi al termine. Foglia, Di Benedetto di prima, sbaglia tutto, che se la deve andare a riprendere, fa fallo il numero 7, esulta Muro perché è il 6º fallo e allora si va al tiro libero. Gamba tesa di Di Benedetto che dice è di seconda, visto il fallo a gamba tesa
si arrabbia il capitano dell'arcobaleno Ispica e Muro può andarla a chiudere. Attende il Palaureto, attende la panchina di mister Cappello. Muro a calciare, va destro, preso in pieno l'estremo difensore dell'arcobaleno Ispica, addirittura forse in volto, ha preso un colpaccio da vicinissimo. Fatto sta che però ha salvato i suoi, ancora ad attaccare i rossi. Foglia, pallone verso Modica, deve tornare dal 10, tantissimo spazio per Di Benedetto che può calciare, allarga, sbaglia tutto, la torre recupera, porta vuota Di Benedetto, gran chiusura, poi lui può andarsela a riprendere, 18 secondi, Foglia ad allargare, Gambuzza verso Modica, Di Maria, che chiusura, poi Modica dentro, l'idea era perfetta, uno spavento folle per mister Cappello, 12 secondi, Lupo non è riuscito a dibattere bene il pallone e poi entra nuovamente in porta dopo il lancio con le mani di Diliberto che affoglia, che sbaglia tutto con la porta vuota, Di Maria solo per un attimo, ok, Gambuzza che deve ripartire, pallone verso Lupo, sbagliato, è finita qui, un secondo alla fine, si aspetta solo il triplice fischio, l'arcobaleno Ispica esce sconfitto ma a testa altissima, buonissima prestazione da parte del rosso-blu. Burò disteso a terra, non ce la fa più, hanno dato tutto gli uomini in campo, soprattutto quelli del Mistral, e termina qui, vittoria per i padroni di casa, 3 punti importantissimi all'ultima giornata del girone d'andata. Un saluto